ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un incidente stradale. È stato travolto da un camion mentre cambiava una gomma. Vittima un siciliano investito la notte scorsa dal conducente di un mezzo pesante in Trentino. L'uomo, che adesso si trova in gravi condizioni, è un lavoratore stagionale di 39 anni proveniente dalla Sicilia. Il drammatico sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 235 nei pressi di Zambana. L'uomo aveva perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail. L'impatto avrebbe danneggiato una gomma, pertanto l'uomo sarebbe sceso a cambiarla senza però indossare il giubbotto catarinfrangente. Il camionista quindi non si sarebbe accorto della sua presenza e lo avrebbe travolto. Riflettori ancora puntati sul caso Ast. L'incontro fra l'assessore regionale Aricò, il presidente di Ast Santo Castiglione e il direttore generale Mario Parlavecchio, previsto per oggi, è slittato a martedì 7 febbraio per esigenze organizzative legate alla contemporanea assemblea regionale dell'ANCI. I lavoratori sono esasperati, chiedono certezze circa le sorti dell'azienda e con esse hanno preoccupazione sul loro futuro lavorativo, spiegano dalla Faisa Cisal. Il segretario regionale del sindacato ribadisce di una situazione paradossale, fuori controllo, dove a farne le spese sono in primis i cittadini che a partire dal 1° marzo prossimo non potrebbero più usufruire del servizio urbano dell'AST in 15 comuni siciliani. Ed è Paolo Amenta il nuovo presidente dell'ANCI Sicilia. Già sindaco di Canicattini Bagni, è stato eletto all'unanimità dall'assemblea dell'associazione riunita oggi a Palermo. È lui a prendere il posto di Leo Luca Orlando, in carica dal 2014. Il primo cittadino e anche vicepresidente uscente, è stato l'unico a candidarsi alla massima carica dell'ANCI regionale. E in chiusura le previsioni meteo. Il mese di gennaio porterà via con sé il maltempo con cui da settimane i siciliani fanno i conti. Dalla giornata di domani comincerà un periodo di pausa dalle forti piogge. Il cielo sarà prevalentemente sereno in tutta la regione. La protezione civile regionale non ha diramato infatti alcuna allerta meteo. Le temperature però si manterranno ancora basse. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata.